C'era una luce diversa nei cieli soprasalensi, una luce che sembrava respirare il silenzio dei campi e delle querce. In quella terra quieta, dove la Gallia si fondeva col vento del nord, nacque un bambino dal nome dolce e fermo, Medardo. Era figlio di due mondi in conflitto, il padre guerriero Franco e la madre gallo-romana, nobile nella fede e nell'anima. Da quella fusione di culture sorse un cuore capace di tenerezza e coraggio, silenzio e fuoco. Si racconta che, ancora fanciullo, Medardo uscì un giorno tra i campi sotto il cielo gonfio di nubi. Un fulmine squarciò l'aria e la pioggia scese come un giudizio. Ma su di lui, mentre tutti correvano a nascondersi, scese un'aquila. Si posò sopra il suo capo e, ali aperte, lo protesse dalla tempesta. Il suo mantello era fradicio, ma il volto rimase asciutto, illuminato da quella strana creatura, simbolo e profezia. La gente del villaggio mormorava: «È Dio che lo ha scelto». Eppure, Medardo non cercava segni. Camminava tra gli alberi con la Bibbia tra le mani e ascoltava il vento come si ascolta un consiglio. Studiò con fervore, fu discepolo di Sant'Eleuterio e imparò che l'unico potere degno di essere esercitato è quello dell'amore. Quando divenne sacerdote, non alzò mai la voce nei sermoni. Preferiva sussurrare, chinarsi, curare, benedire. Le sue mani erano lente e solenni, capaci di trasformare pane e vino e di asciugare le lacrime senza parole. Un giorno un ladro cercò di rubargli una mucca. La campanella legata al collo dell'animale cominciò a suonare, forte e instancabile, quasi gridasse il peccato. Il ladro tremava. Medardo uscì, alzò una mano in silenzio e la campanella tacque. Poi disse solo: «Se hai fame, prendi anche il formaggio». Il ladro pianse. Un'altra volta un uomo fu assalito da uno sciame d'api mentre cercava di rubare del miele dalle arnie del vescovo. Le api sembravano impazzite. Medardo si avvicinò, stese la mano, pregò. Le api si posarono in silenzio, docili, come se riconoscessero in lui il padrone non della terra, ma della pace. Il peccatore fu salvato, ma ancor più fu toccato nell'anima. Così, giorno dopo giorno, Medardo diventava non un prete, ma una leggenda vivente. Era il pastore delle pecore smarrite, l'amico dei bambini, il conforto dei vedovi, il sole dei malati. Aveva un dono raro, non chiedeva mai nulla, ma tutti sentivano di ricevere tutto. Camminava a piedi nudi nell'anima della gente, lasciando impronte di luce. E mentre il popolo imparava a chiamarlo santo, lui continuava a inginocchiarsi nelle notti senza luna, con il viso contro la terra, a chiedere solo una cosa: «Signore, fammi dimenticare me stesso». La chiamata arrivò come un sussurro tra le pieghe dell'obbedienza. Fu il popolo a volerlo vescovo, e non solo di una città, ma di due, Tournai e Noyon. Le due sedi furono unite come due sorelle dallo stesso sangue, e fu lui il cuore che le tenne insieme. Non si trattava solo di governare, ma di trasformare un territorio, diviso dalla paura in un giardino irrigato dalla fede. Medardo accettò, ma impose una sola condizione: che io resti povero come il mio signore. E fu così. Non indossò mai vesti d'oro, non abitò mai in palazzi. Il suo trono era uno sgabello di legno, il suo palazzo una stanza con una croce e una candela. I barbari ancora infestavano i boschi e i confini. I vecchi culti avevano radici profonde nelle terre che percorreva. Ma egli non predicava contro, bensì per la luce, per la verità, per il Dio che si fa pane e perdono. Andava di villaggio in villaggio con un bastone nodoso e una pazienza che sembrava infinita. Convertiva col sorriso, con le mani calde, con l'abbraccio. Molte volte i pagani lo accolsero con ostilità. Si dice che una volta fu assalito da un gruppo di uomini armati che volevano impedirgli di entrare nella loro città.
Egli si inginocchiò. Non pronunciò condanne. Disse solo: «Se volete colpirmi, che sia senza odio». Nessuno osò toccarlo. Un'altra volta fu accolto da un bambino che gli offrì un grappolo d'uva. Il vescovo lo benedisse, prese l'uva e la spartì con tutti, come fosse la moltiplicazione del Vangelo. Quella notte tutta la città ascoltò il Vangelo per la prima volta, non da un pulpito, ma intorno a un fuoco. Era questo il segreto di Medardo. Non portava la fede come una spada, ma come una carezza. E in un'epoca dove i cuori erano pieni di spade, fu la sua carezza a cambiare tutto. Il suo episcopato fu lungo e instancabile. Non c'era sentiero che non avesse percorso. Non c'era villaggio che non l'avesse visto inginocchiato. Il suo nome era amato come quello di un padre. Persino i guerrieri abbassavano lo sguardo quando lo incontravano. Un giorno, davanti a una città in guerra, egli si mise in mezzo al campo di battaglia con la croce alzata. I soldati si fermarono. Quel giorno non ci fu sangue, ma solo silenzio. E dalla terra calpestata nacque una chiesa, perché dove passava Medardo, la violenza si trasformava in preghiera. Nel cuore del suo ministero episcopale, San Medardo si trovò dinanzi a una prova che avrebbe potuto scuotere anche i più forti, la regina Radegonda. Non si trattava solo di una donna nobile, ma di una regina ferita, trafitta non da lame nemiche ma dal tradimento più intimo, quello del marito. Clotario, re dei Franchi, aveva ucciso il fratello di lei per ragioni di potere, e lei, angosciata, fuggì lontano da quella corte insanguinata, cercando rifugio non presso generali o principi, ma presso un vescovo dal volto mite. Radegonda bussò alle porte della chiesa di Noyon. Il popolo mormorava: «Una regina tra le braccia di un uomo di Dio». Ma Medardo non esitò. L'accolse come si accoglie una figlia in fuga e le lavò i piedi, come fece Cristo coi discepoli. Lei pianse, lui ascoltò. Lei parlò del dolore, dell'orrore, della sete da pace e infine lo implorò: «Rendimi diaconessa, fammi sposa di Dio, allontanami per sempre da quel trono di sangue». Medardo comprese. Pur sapendo che consacrare la moglie del re significava sfidare l'ira della corona, rispose con la fermezza dei santi: «Dio viene prima del potere». E così, in una cerimonia segreta e solenne, la consacrò. Radegonda divenne serva dell'Altissimo e la notizia volò come il vento. Clotario era furente, ma nessuno osò toccare il vescovo. Tutti sapevano che quell'uomo parlava con Dio e chi tocca i profeti si brucia le mani. Da quel giorno la figura di Medardo non fu più solo quella di un padre per il popolo, ma anche di un protettore per le anime nobili e fragili che cercavano rifugio. Sotto la sua guida molti si convertirono. Fondò monasteri, scuole per i giovani, ospizi per i malati e i poveri. Non chiedeva mai nulla, ma tutto ciò che toccava diventava segno del regno. Il suo volto era ormai segnato dal tempo, ma i suoi occhi brillavano come rugiada sul mattino. Si dice che camminasse scalzo anche d'inverno e che nei suoi occhi si potesse leggere l'intero Vangelo. Era spesso visto pregare da solo, inginocchiato in mezzo ai prati, dove l'erba si inchinava con lui. Una volta, durante un viaggio, fu avvicinato da un uomo morente abbandonato ai bordi della strada. Tutti lo evitavano, poiché si diceva fosse maledetto. Medardo si chinò, lo sollevò con le braccia, lo portò sulle spalle fino alla città e lo curò personalmente. L'uomo guarì, ma ancora di più guarì il cuore di chi guardava, testimone di una carità che sfidava ogni legge umana. Quando parlava, sembrava che parlasse il cielo, ma quando taceva, era ancora più forte. La sua mitezza non era debolezza, ma tempesta che non urlava.
Aveva il coraggio di perdonare i peccatori, di accogliere gli emarginati, di affrontare re e ladri con la stessa serena fermezza. E proprio per questo tutti gli credevano. Perché non era un uomo che cercava gloria, ma uno che aveva rinunciato a tutto pur di assomigliare al Cristo. Gli anni passarono come le stagioni tra i vigneti. Ogni vendemmia più matura, ogni inverno più fragile. Medardo, ormai anziano, sentiva che il tempo si assottigliava come il velo tra la terra e il paradiso. Ma non smise mai di servire. Nemmeno quando le gambe tremavano, quando la voce si rompeva, quando le mani non potevano più benedire senza sforzo. Diceva: «Quando non potrò più camminare, amerò da fermo». Un giorno si accasciò in silenzio nella sua cella. Le sue ultime parole furono udite dal confratello più vicino. «Non piangere, perché torno alla casa del Padre. La mia gioia non è finita, è solo salita». Morì così, senza clamore, come un seme che cade nella terra. Ma il suo spirito si levò alto e il cielo sembrò inchinarsi. Il re Clotario, il potente che un tempo avrebbe voluto fermarlo, fu il primo a inginocchiarsi davanti alla sua salma. E fu lui stesso a ordinare che il corpo venisse portato a Soissons, dove fu costruita una basilica in suo nome. E là, come da profezia, avvennero miracoli, conversioni, guarigioni. Le sue ossa non parlavano, ma il suo silenzio muoveva le folle. Il suo culto si diffuse ovunque, dal nord della Francia alle Marche italiane. Nella città di Arcevia, la sua immagine divenne luce per i fedeli. E in tutta Europa si diffuse una voce: se piove il giorno di San Medardo, allora pioverà per 40 giorni. Era come se il cielo, quel giorno, piangesse la sua assenza e benedicesse la terra. Eppure, più forte della pioggia fu la memoria. Non quella dei miracoli, ma dei gesti, dei sorrisi, delle mani tese, delle parole leggere come carezze. Fu questa la sua eredità. Un amore che non gridava, ma trasformava. Un amore che scendeva come rugiada sulle spine delle anime ferite. Oggi San Medardo è ricordato come un gigante della mitezza, un guerriero senza armi, un vescovo senza palazzi. Il suo nome è inciso non solo sulle pietre delle chiese, ma nel cuore di chi ha capito che la santità non è potere, ma servizio. Che il perdono è più forte del giudizio. Che Dio, quando vuole cambiare il mondo, lo fa con la tenerezza di un uomo che dona tutto e poi sparisce nell'alba. E in quell'alba, ogni 8 giugno, se guardi il cielo e vedi un'aquila disegnarsi tra le nubi, forse è lui che ancora veglia. Non sopra i troni, ma sopra i cuori.